Salutiamo un bacione acchiappato al volo, la zenzera e il limone, un'autocritica e leone di tastiera, vabbè che su picca. Se gente che effettivamente capellaio viene un commento a caso, qualcuno che magari si vuol sentire gradasso, il lavoro va cercato, ci sono aziende che assumono operai e io dico a queste aziende per scappare tutte queste carrozze da sud o nord, pagatele giuste e così le carrozze restano al suo paese e magari campana la famiglia dalla sua propria terra, visto e considerato che da canzone scrive questi messaggi che effettivamente che cercate ora che da insomma quando non avete capito niente magari dalla canzone qualcuno siete intronati o vi pigliate veramente per non le scadute, perché non solo parla dell'immigrazione dei carosi dei propri paesi del sud se ne chiamano nord stanno arricchendo a nord dell'Europa e al sud si stanno poverino. Parla pure dei terreni, dell'agricoltura, quando devono fare più seminari per importare, per avere la sesola, per aumentare cose, i tasse che hanno pagato, un po' di aziende che effettivamente pure mi sta tenendo conto per carose che travaglio c'è, io ho difeso l'azienda che effettivamente c'aveva troppo tasse, troppo questo col governo non ci dà la mano d'aiuto. E che facete se pinga pallene le ore testiere? Criticate la canzone qualcuno, ma questo è o 2 o 3%, ma la maggioranza effettivamente è tutta la verità che decade questa canzone. Un saluto accappato al volo da Zenzera e Limone. E io iniziai la canzone su sete e te venne a lavorare per ironia e allegria quando ci fu il reddito della cittadinanza che il governo ha sbagliato a gestirlo e iniziai questa canzone che qualcuno si contentava grazie all'azienda che pigliavo il reddito della cittadinanza, effettivamente oggi conveniva di ir a lavorare. Perché? Perché l'azienda di qua sottopagava, diciamo, l'operaio. E che pigliavo il reddito della cittadinanza, ci conveniva pigliare senza ir a lavorare i soldi che pigliava chiossa, dire, insomma, c'è un sistema che per l'azienda e il governo non hanno corrisposto la situazione. Un saluto, Qualcuno mi ha caputo, sono caputo, non mi interessa, ma è la cosa che dico da faccia e dico la verità.